Buongiorno, bentrovati in diretta al nostro consueto approfondimento dedicato come ogni martedì ai temi della salute e agli specialisti dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Quest'oggi parliamo di artrosi, in particolare di artrosi al ginocchio. Lo faremo in compagnia del mio ospite che vi presento subito. In studio con me ho il piacere di avere il dottor Alessandro Geraci, direttore dell'unità operativa complessa di ortopedia e traumatologia all'ospedale di Montebelluna di Castelfranco Veneto. Buongiorno. Buongiorno dottoressa, a lei e ai telespettatori. Allora, prima di entrare nel tema di quest'oggi, che insomma è molto ampio perché parleremo anche di protesi, di materiali, di tipi di protesi e di come si sta evolvendo insomma nel corso del tempo questa tematica. Lei è direttore dell'unità operativa complessa da 2 anni. Ci fa un po' una fotografia di questo reparto, come è gestito, quante persone può accogliere, quanti interventi all'anno vengono realizzati e quante prestazioni? Io ho assunto la nomina di direttore da circa 2 anni, sono direttore sia dell'unità operativa di ortopedia di Montebelluna sia di Castelfranco Veneto. Montebelluna è l'ospedale centrale dove teniamo la sala operatoria, i servizi ambulatoriali di pronto soccorso e ovviamente i posti letto. Abbiamo circa 40 posti letto di ricovero ordinario e 5 posti letto di ricovero in day surgery. A Castelfranco Veneto manteniamo il servizio mattutino di ambulatorio e il servizio mattutino di consulenza al pronto soccorso. Noi effettuiamo circa 1800 interventi l'anno e circa 22.000 prestazioni tra visite ambulatoriali e consulenze di pronto soccorso, unendo ovviamente sia l'ospedale di Montebelluna sia l'ospedale di Castelfranco. Montebelluna è l'ospedale centrale dove operiamo, dove eseguiamo i trattamenti maggiori. 1200 ha detto interventi? Più di 1800. 1800 interventi 1800 all'anno. Tra interventi programmati e interventi insomma di urgenza? Assolutamente sì, gli interventi sono sia di traumatologia pura, quindi fratturati, sia interventi programmati, cioè interventi elettivi di patologie ortopediche che possono, croniche e non, che devono essere trattate chirurgicamente. 1800 interventi e in questi interventi sia di grande chirurgia, cioè interventi che hanno una complessità abbastanza rilevante, sia interventi di piccola chirurgia che hanno la necessità di essere assolte da noi ortopedici. Ecco, mi vengono in mente le fratture di femore, per esempio. Quanti ne realizzate ogni anno di interventi? Nel 2023 ne abbiamo superati 350 numeri. Quest'anno prevediamo di arrivare a 400 fratture l'anno di femore. Ovviamente la vita media aumenta, le persone anziane aumentano di numero e la possibilità che queste persone cadano e si fratturano un elemento così fragile come il femore è elevato. Noi manteniamo gli standard segnati dal Ministero della Salute, per cui eseguiamo più dell'85% degli interventi prima delle 48 ore dall'entrata in pronto soccorso nel nostro ospedale. Perché è importante la tempestività e mantenere insomma queste 48 ore come punto di riferimento? Il punto di riferimento è importante per 2 motivi. Prima un paziente anziano viene operato, prima ovviamente recupera e tutte le complicanze adesso legate all'allettamento sono in diminuzione, quindi prima li operiamo, prima un paziente recupera, meno complicanze ci sono. Ovviamente le 48 ore le rispettiamo cercando sempre di mantenere in sicurezza il paziente. Ci sono pazienti fragili, più anziani è un paziente, più il paziente è fragile. Per fortuna con l'aiuto non solo degli anestesisti che controllano il paziente, di tutti i specialisti del mio ospedale, riusciamo a stabilizzare il paziente e permettergli di eseguire un intervento entro le 48 ore, a prescindere se sia sabato, domenica o festivi, cerchiamo di assolvere a questa necessità clinica. È un'attività insomma importante, massiccia e c'è bisogno di un'equipe adeguata e anche adeguatamente formata. Assolutamente sì. Io ho avuto la fortuna di prendere un reparto dove erano rimasti in pochi ortopedici, lei pensi eravamo in 4 quando ho preso servizio io, adesso siamo in 11, ho cercato di ripristinare il reparto partendo appunto sul numero dei professionisti, ho richiamato da più università d'Italia neospecialisti o specialisti già formati al fine di recuperare una squadra che ha un'unica finalità, cercare di fare bene l'arte dell'ortopedia e cercare di risolvere i problemi del territorio dal punto di vista ortopedico nel minor tempo possibile e nel miglior modo possibile. Ecco, abbiamo iniziato insomma facendo questa panoramica perché anche
doveroso e giusto raccontare, no? Quello che accade in questi reparti che spesso non conosciamo poi molto, ma che in realtà fanno un'attività davvero fondamentale. E quindi veniamo all'argomento di oggi, l'artrosi, una malattia cronica degenerativa che colpisce le articolazioni. Che cosa ci può raccontare, dottore? Sì, l'artrosi è una malattia, come diceva lei, dottoressa, cronica e degenerativa che colpisce la cartilagine delle articolazioni e l'osso sottostante. Se noi dobbiamo immaginare l'articolazione formata essenzialmente da una superficie liscia, appunto la superficie liscia è la cartilagine, più liscia è questa superficie liscia, meno attrito hanno le articolazioni per muoversi. La interrompo, vediamo Prego. questa slide che forse ci aiuta a capire anche com'è un ginocchio sano e invece com'è un ginocchio, per esempio, visto che è il tema di oggi, un ginocchio che ha l'artrosi. Sì, la superficie articolare è appunto la superficie cartilaginea che è normalmente liscia, che è normalmente elastica, madreperlacea. Con la malattia artrosica questa superficie si altera sia nella forma sia nella qualità, si degrada, si degenera, si deforma, provocando delle fissurazioni nel suo contesto. Utilizzando un termine veramente colorito, l'articolazione, che è una giuntura meccanica, piano piano si irruginisce. E infatti lo vediamo da queste due immagini, no? Che un po' rappresentano un po' il concetto che lei ci sta spiegando. Assolutamente, bisogna sempre pensare che essendo una malattia cronica e degenerativa, è una malattia che si sviluppa piano piano nel tempo, quindi cronica, è degenerativa perché modifica l'ambiente articolare, modifica la superficie articolare e quindi modifica la meccanica dell'articolazione provocando il sintomo dolore. È la malattia reumatica più frequente. Quante persone sono colpite, dottore? In Italia circa 4 milioni di persone soffrono di questa patologia. Lei pensi che se dovessimo fare a un paziente, a qualsiasi persona oltre i 70 anni, una radiografia, noi vedremmo che un terzo delle persone ha elementi radiografici di alterazione articolare, anche se non sintomatica. Questo perché la malattia artrosica, essendo una malattia di usura dell'articolazione, ovviamente colpisce di più le persone che hanno un'età più avanzata, perché più avanti si va con l'età, più un organo invecchia, più un organo si usura. Basti pensare alla pelle di un giovane è diversa dalla pelle di un anziano. La stessa cosa, la cartilagine di un giovane è diversa da un anziano. E poi nel tempo, nelle persone anziane, si accumulano tutti quei microtraumi che possono modificare e alterare nel tempo stesso l'articolazione. Ecco, è una malattia cronica degenerativa tra le principali cause di invalidità e questo è un dato importante. Perché, dottore? Assolutamente, perché se noi pensiamo che un'articolazione si deforma, che un'articolazione degenera, un'articolazione cambia la sua funzionalità, un paziente che inizia ad avvertire dolore, che diminuisce la sua performance articolare, non è più il paziente di prima. Un'articolazione che non si muove bene, un'articolazione che fa male, è un'articolazione che non può essere usata alla perfezione. Un paziente che prima riusciva per esempio a deambulare tranquillamente in campagna, ad entrare in auto, a uscire dall'auto, a fare le scale, molte volte non lo riesce a far più. E quello che era prima non è più adesso. Una diminuzione della performance significa che un paziente non riesce più a svolgere le sue normali attività e quindi rende invalido il paziente, ovviamente con più o meno lievemente, più o meno gravemente. Ecco, a me piace sempre insomma, fare un breve ripasso, diciamo così, di anatomia, no? Per imparare ancora meglio e capire con nuovi spunti. Le chiedo, insomma, anche con l'aiuto di questa slide che ci racconta che cos'è la cartilagine articolare, ecco, come sono fatte le articolazioni e la cartilagine che abbiamo a che cosa serve? La cartilagine è una superficie liscia, un tessuto liscio, un tessuto vivente liscio che circonda la cartilagine e che circonda, scusate, l'articolazione e forma l'articolazione. Come vedete da questa slide a sinistra, la cartilagine sana è, come avevamo detto all'inizio, liscia. È veramente lucida, traslucida, madreperlacea. A destra invece vedete una cartilagine che si usura nel tempo. È una cartilagine con delle alterazioni della superficie, una cartilagine butterata.
La funzione principale della cartilagine, essendo liscia, è quella di permettere che il rapporto articolare avvenga senza attrito. È logico pensare che due superfici lisce scorrano meglio rispetto a due superfici ruvide. La cartilagine, essendo elastica, essendo liscia, permette che i capi articolari, che si articolano appunto grazie alle giunture articolari stesse, si muovano senza fatica, senza alterazione, cioè in maniera molto naturale e molto priva di attrito e quindi facilitati nel movimento stesso. Allora, ricordo ai nostri telespettatori da casa che siamo rigorosamente in diretta come sempre, quindi potete intervenire con una domanda, una curiosità da porre al dottor Geraci. Il numero è lo 0422 1628 332. Allora, fondamentale, abbiamo capito la cartilagine, perché ad un certo punto si usura e ha bisogno di manutenzione, dottore? Allora, quando si parla di alterazione artrosica, dire che ci sia una vera e propria causa univoca è falso. Di sicuro quando un'articolazione lavora male è un'articolazione che si usura prima, quindi vi è uno squilibrio tra la meccanica e la biologia. Un'articolazione lavora male per tanti fattori di rischio, per tante cause, dai microtraumi, dall'alterazione dell'ambiente articolare, dall'alterazione biochimica dell'ambiente, che va a far soffrire la cartilagine che nel tempo può appunto alterarsi nella forma. Un'articolazione lavora male, degenera prima, perché si usura prima come qualsiasi giuntura meccanica. Esistono dei fattori di rischio, come lei aveva accennato, cioè ci sono delle potenzialità di cause che possono far sì che un'articolazione possa usurarsi prima. Le vediamo riassunte in questa slide. Prego, dottore. Sì, i fattori di rischio che possono portare all'usura della cartilagine sono tante. I maggiormente rappresentati sono l'età. Più si va avanti con l'età, più un'articolazione invecchia, più si usura. L'ereditarietà. Tutti noi abbiamo sentito parlare un vicino, un amico, un paziente nel mio caso, dire io ho la stessa artrosi alle ginocchia che aveva mio nonno, io ho la stessa artrosi dell'anca che aveva mia mamma. È vero, ci sono dei fattori ereditari che possono giustificare o anticipare la formazione di questa alterazione, anche perché ci sono dei gruppi etnici, per esempio quelli cinesi, in cui l'artrosi è veramente bassissima dal punto di vista di percentuale, o la popolazione africana, in cui è maggiormente colpita l'articolazione del ginocchio, è assolutamente priva l'articolazione della mano, quindi giustificazione di ordine genetico. Poi abbiamo il sovrappeso. Qualsiasi articolazione che deve sobbarcarsi di un carico gravitario maggiore ovviamente si usura prima. Qualsiasi giuntura meccanica che deve fare un lavoro maggiore perché maggiore è il peso che deve sostenere, ovviamente è un'articolazione che fa fatica nel mobilizzarsi e si usura. Poi abbiamo i microtraumi ripetuti nella vita. Per esempio ci sono dei lavori usuranti o degli sport che possono provocare dei piccoli traumi che come una goccia levigano il marmo, cioè microtraumi ripetuti nel tempo che fanno soffrire nel tempo appunto la cartilagine, provocandone l'usura e quindi la degenerazione. Le fratture di un'articolazione. Quando un'articolazione si frattura altera la sua forma, altera il suo volume, non solo perché si creano delle crepe, ma anche perché la stessa formazione del callosseo, gli stessi mezzi di sintesi che noi ortopedici utilizziamo nella sintesi, cioè nella cura delle fratture stesse, modificano, anche se in maniera millimetrica, la giuntura articolare, facendola mobilizzare nel tempo in maniera alterata e quindi usurandola. Anche ci possono essere cause di natura endocrina o congenita, ci sono delle malattie come il diabete, come l'emofilia, come l'acromegalia e altre, che vanno ad intaccare l'ambiente in cui vivono le cellule facendolo soffrire. Non tutti i pazienti, ma alcuni di questi sono più soggetti alla formazione dell'artrosi perché queste malattie vanno a far soffrire le cellule cartilagine. Ricordiamoci che la cartilagine è un tessuto vivo
è un ambiente vivo e quindi si modifica, si sviluppa, si altera in base agli stimoli che riceve, più o meno positivi. Stimoli negativi fanno soffrire la cellula cartilaginea, che ovviamente si degrada e si usura. Chiaro. Abbiamo una prima telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Pronto, buongiorno? Buongiorno? C'è qualcuno in linea? No, forse l'abbiamo persa, vediamo se riusciamo a ripristinarla. L'ho interrotta, dottore. Prego. Stavamo dicendo insomma che è un tessuto vivo quello della cartilagine, che si modifica con il tempo. Assolutamente, qualsiasi cellula del nostro corpo risponde a degli stimoli, sia chimici che meccanici, nel caso soprattutto della cartilagine meccanica. Se la cartilagine nel tempo cerca di sovvaccarsi un carico che cambia in base agli stimoli stessi. Come dicevamo, se per esempio un ginocchio o qualsiasi articolazione non è ben disposta nello spazio, non è simmetrica, ovviamente lavora male. Basti pensare alle ginocchia varie, alle ginocchia valghe. Quando una giuntura lavora male, nel tempo si può modificare una delle parti che lavora di più. Più lavora una parte del ginocchio, più si usura. Questo è il ginocchio sano, femore sopra e tibia sotto. Così è un movimento normale, naturale, ma se il ginocchio ha delle deformità in varo-valgo, ovviamente non tutto il ginocchio lavorerà in maniera congruente, facendo sì che solo una parte, in questo caso questa, lavori di più rispetto a questa, facendo sì appunto che si usuri solamente una parte. La cartilagine farà sì che la parte dove viene utilizzata di più, nel tempo si userà prima rispetto alla parte dove non viene utilizzata e quindi si usurerà in maniera più lenta e meno degradante nel tempo. È già chiarissimo così, ma forse in questa slide con anche delle foto riusciamo a capire ancora meglio di che cosa stiamo parlando, dottore? Sì, quando l'asse tra femore e tibia non è ben disposta nello spazio, come abbiamo detto, il ginocchio lavora male. Lavorando male, come qualsiasi meccanismo meccanico che lavora in maniera non congruente, si usura di più prima. Basti pensare appunto che se l'articolazione lavora in questa maniera è un conto, se lavora in quest'altra maniera è un altro. Il compito nostro dell'ortopedico è capire se la causa, per esempio, è una alterazione degli assi, perché se c'è un'alterazione degli assi in età giovanile o in età matura, possiamo cercare di frenare questa evoluzione meccanica andando a ripristinare l'asse meccanico stesso. Perché se sappiamo che una delle cause che porta all'artrosi può essere questa e possiamo ripristinare l'asse meccanico, è giusto farlo. Ecco, dottore, abbiamo elencato quelli che sono i fattori di rischio. Ci sono dei fattori di rischio specifici che possono portare, o comunque c'è un'incidenza maggiore nel poter sviluppare l'artrosi al ginocchio? Allora, sia di natura di genere, si è visto che la maggior parte dal punto di vista ormonale sicuramente, su 4 pazienti 3 sono soprattutto donne. Invece per quanto riguarda i lavoratori usuranti, esempio il contadino, esempio il muratore, esempio persone che devono affrontare una vita lavorativa sempre in ginocchio, provocano un'usura maggiore delle articolazioni e sono predittive appunto di una deformità nel futuro. Tutti noi conosciamo appunto persone che ogni giorno svolgono un lavoro così usurante e sappiamo che la maggior parte di loro soffrono di dolore alle giunture articolari, soprattutto alle ginocchia stesse. Alle ginocchia. Abbiamo un'altra telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Sì, buongiorno, sono Francesca. Buongiorno Francesca, prego. Buongiorno, volevo chiedere al dottore se per la cartilagine fosse possibile fare il PRP, se può essere utile. Buongiorno. Grazie Francesca per la sua telefonata, grazie. Prego, grazie. dottore. Ovviamente quando si parla di sofferenza cartilaginea si parlano di tanti gradi di alterazione. Ovvero, prima di arrivare all'artrosi severa, esistono gradi di alterazione cartilaginea meno severe, lievi.
Noi il PRP, che sarebbe un concentrato piastrinico, ovvero l'utilizzo dal sangue di sostanze nutritrizie e cicatrizzanti, la utilizziamo sì insieme ad altre come il concentrato midollare, cioè sostanze nutritrizie e cicatrizzanti prelevate dal midollo osseo o dal grasso corporeo. Li utilizziamo quando siamo all'inizio, quando l'artrosi, cioè la sofferenza cartilaginea, è all'inizio del suo excursus o in una situazione moderata. In sostanza il nostro compito è cercare di mettere il concime in un terreno. Se il concime in un deserto non funziona, quindi il PRP, che è il concime, lo dobbiamo mettere in una situazione di possibilità di attecchimento del terreno. In un'artrosi severissima, ovviamente, qualsiasi tipo di sostanza cicatrizzante non serve più a niente. Se immaginiamo la cartilagine come un muro, il muro può avere delle crepe o può essere distrutto. Nelle crepe possiamo mettere lo stucco, scusate l'espressione volgare, ma nel muro distrutto lo stucco non serve più, dobbiamo ricostruire il muro. Il PRP è mettere lo stucco. Come funziona questa tecnica? Come viene prelevato e insomma, utilizzato poi insomma, lo scopo? Ecco. In sostanza dal sangue si preleva una certa quantità di sangue, lo si centrifuga e si prelevano delle sostanze prelevate appunto dalle piastrine presenti nel sangue che una volta quasi gelificati si inseriscono all'interno dell'articolazione. Queste sostanze si è visto che hanno la funzione di stimolare la cicatrizzazione. Cioè abbiamo piccoli buchi, vanno a inserirsi, scusate sempre l'espressione volgare, all'interno di questi piccoli buchi, andando a creare dei ponti cicatriziali che vanno a chiudere il buco stesso. Stiamo parlando ovviamente di artrosi iniziale, non confondiamoci con l'artrosi avanzata. Nell'artrosi iniziale lo possiamo fare. Noi utilizziamo pure, come le dicevo, il concentrato grassoso e il concentrato midollare, sostanze prelevate dal grasso dell'addome, concentrato grassoso, e dalla cresta iliaca, dall'osso del bacino, per quanto riguarda il concentrato midollare. Quando facciamo un intervento chirurgico in artroscopia, guardiamo all'interno del ginocchio e verifichiamo che ci sia o non ci siano lesioni di queste strutture. Per andarle, oltre a riparare queste strutture, andiamo a stimolare la formazione della cicatrice utilizzando questi prodotti, sempre lavorati, cioè li preleviamo, li centrifughiamo e grazie alla velocità di centrifuga preleviamo quello che ci serve, quello che cicatrizza, quello che va a nutrire la cartilagine malata. Brevissimamente, prima di dare spazio a un'altra telefonata, insomma, qual è il grado di successo di questa tecnica, dottore? Assolutamente, se in un'artrosi lieve, un'artrosi moderata, che non ci siano alterazioni degli assi o che non ci siano alterazioni di altri tipi, ha un ottimo successo. Oggigiorno si parla anche di infiltrazioni con l'acido ialuronico. E ci sono studi in cui ci sono degli acidi ialuronici veramente di grande qualità. Si è visto che in un'artrosi iniziale può servire anche il semplice acido ialuronico per la cicatrizzazione. Nei pazienti molto anziani che non possono sostenere un intervento chirurgico perché hanno delle patologie, delle comorbidità tali che possono far sì che il paziente non possa affrontare sia l'anestesia sia l'intervento, utilizziamo le infiltrazioni con l'acido ialuronico ad alto peso molecolare come dei cuscinetti, come l'olio. Abbiamo un'aggiuntura arrugginita, mettiamo l'olio e si muove meglio. Chiaro, non abbiamo più forse la telefonata da casa, regia? No, allora ci fermiamo per una brevissima pausa di pubblicità, davvero un paio di minuti, poi torniamo a parlare di artrosi del ginocchio e anche di come si fa la diagnosi e poi le varie opzioni terapeutiche. A tra poco. Rieccoci nuovamente in studio, buongiorno e bentrovati, torniamo a parlare di artrosi del ginocchio e quindi dalla medicina alla chirurgia con tutte le opzioni che oggi ci sono. Abbiamo forse subito una telefonata da casa, sentiamo che cosa ci vogliono dire dottor Geraci. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Pronto? Pronto, buongiorno, con chi parliamo? Con Valerio Dario. Buongiorno, prego Valerio, chieda pure. Io ho un mal di schiena da 1 mese e mezzo, 2, e ho fatto la risonanza magnetica, mi hanno diagnosticato una spondilosi osteofisistosica e artrosi delle articolazioni.
Ho fatto 15 punture di disc anal, però non mi passa mai il mal di schiena. Cosa posso fare? Grazie per la sua telefonata. Allora, parliamo sempre di artrosi chiaramente in un altro comparto del nostro corpo, ma qual è il consiglio in via generale che possiamo dare con le informazioni che abbiamo, dottore? Allora, ovviamente quello del paziente è un'artrosi che colpisce la colonna vertebrale e non solo è un'artrosi, ma una deformità della colonna vertebrale unita, da quello che ho capito, da una deviazione della stessa. Quando noi vediamo una colonna del genere, cerchiamo prima di tutto di vedere se possiamo gestire il tutto senza chirurgia, cioè cerchiamo di far sì che il paziente, tramite delle punture fatte a livello della colonna vertebrale, antalgiche, o della fisioterapia, possa riprendere una funzionalità muscolare tale che sostenga la colonna vertebrale lesionata. Se vediamo invece che la situazione è molto degenerata, vi è il crollo della colonna portante del nostro organismo, indirizziamo il paziente verso i chirurghi vertebrali, non per sicuramente fare un intervento, ma per l'alta loro qualità professionale, cercare di discernere tra una possibilità chirurgica da una possibilità pura antalgica, cioè o chirurgia in cui si utilizzano strumenti che vanno a stabilizzare la colonna che sta crollando, o invece accompagnare il paziente ad una terapia antalgica che generalmente fa l'anestesista tramite delle iniezioni sempre più approfondite, sempre più localizzate, sempre più a livello dei nervi che sono compressi, per diminuire il dolore. Quindi innanzitutto fisioterapia e farmacologia, poi eventualmente chirurgia e terapia antalgica. Tornando all'artrosi del ginocchio, dottore, con quali sintomi si manifesta? È il dolore il sintomo principale? Il paziente viene alla nostra attenzione per due cose, essenzialmente il dolore. Un paziente non riesce più a mobilizzare il ginocchio perché ha dolore e appunto non riesce più a mobilizzare, c'è un'impotenza funzionale. Il paziente non riesce o più a estendere o a flettere come faceva prima, non solo per il dolore, ma anche perché si può manifestare il gonfiore del ginocchio. Un'articolazione lavora male, un'articolazione si infiamma e il nostro organismo cerca di difendere questa articolazione producendo più liquido sinoviale. All'interno di ogni articolazione del corpo umano abbiamo un liquido, detto liquido sinoviale, che funge da lubrificante. È un vero e proprio sistema idraulico. Quel liquido cerca di far muovere bene le articolazioni, ma quando un ginocchio si infiamma come qualsiasi articolazione, questo liquido è prodotto di più per cercare di limitarne i movimenti e di lubrificare di più l'articolazione stessa. Troppo liquido però, gonfiando il ginocchio, fa male. Dolore, gonfiore, limitazione funzionale sono i tre pilastri della sintomatologia dell'artrosi di ginocchio. Certo. Altra telefonata da casa. Pronto, buongiorno, chi c'è qui in linea con noi? Pronto, buongiorno? Sì, pronto? Buongiorno, prego, è in diretta, ci dica pure. Allora, sono Sergio e volevo chiedere questo. Prego. Quale attività motoria è consigliata nel caso della presenza di un'artrosi al ginocchio? Ottima domanda, Sergio, grazie. La giriamo al dottor Geraci. Noi puntiamo sempre a stabilizzare il peso corporeo, quindi fare una ginnastica che interessi tutto l'organismo, perché la postura, se ci muoviamo bene, i carichi sono distribuiti bene, quindi una ginnastica posturale. Quindi tutto il corpo, insomma, ne può giovare. Assolutamente. È più specifico per il ginocchio tutti gli sport contro gravità, per esempio la piscina, per esempio il ciclismo. Ma il ciclismo ovviamente la semplice passeggiata in bicicletta, non dico il ciclismo chilometri e chilometri, perché essendo fuori carico il ginocchio ha meno usura, perché lavora in maniera meno gravitaria, con meno peso, e quindi lavora meglio. La piscina sì, stile libero e dorso, la rana per il suo movimento è controindicato perché crea dei micro movimenti di extra e intrarotazione e di varovalgo che possono un pochettino influenzare la dinamica. Però tutto ciò che è contro gravità, quindi ciclismo e una semplice passeggiata in piano e la piscina, sono esercizi da indicare insieme alla ginnastica posturale. Attività fisica sempre, insomma, da valutare in base appunto al tipo di lesione. Come si fa la diagnosi? Meglio la risonanza magnetica, meglio la classica radiografia? Qual è l'esame principale? L'esame principale è di sicuro la radiografia.
Quando un paziente ha da mesi dolore al ginocchio senza avere un trauma, la lastra serve a capire, a fare una fotografia di quell'articolazione. Fa capire com'è un osso, se ci sono o non ci sono delle deformità, ci fa capire qual è l'alterazione presente. Sono uno specialista ortopedico in base alla clinica e in base alla radiografia, invece se non ci vede chiaro, se ha un sospetto, inizia a chiedere un esame in più. Quell'esame in più è la risonanza magnetica che va a vedere il particolare. Io dico sempre ai miei pazienti questo: se io ho dolore da tempo, ovviamente non c'è stato un trauma, probabilmente è qualcosa di cronico e quindi è qualcosa di artrosico. La radiografia è la prima visione. Quando noi entriamo in una stanza, quello che ci serve vedere nella stanza è la totalità e la radiografia ce la vede. Se vogliamo vedere una particolare di quella stanza e quindi dobbiamo sviluppare la visione di un lato di quella stanza, è utile utilizzare la risonanza magnetica. Nella persona anziana quindi è meglio la radiografia. In un paziente giovane invece che ha subito un trauma è un altro discorso, perché un trauma può essere legato a delle lesioni all'interno del ginocchio e dopo l'esecuzione di una radiografia che esclude una lesione ossea è giusto prescrivere la risonanza. Prima radiografia, la risonanza solo se l'ortopedico, lo specialista lo ritiene necessario. Lei ci ha portato un esempio, che cosa vediamo in questa foto, dottore? È l'evoluzione radiografica dell'artrosi e per far capire che di artrosi ce ne sono di tanti gradi, di tanti tipi. Un grado lieve, un grado moderato, un grado severo. A seconda del tipo di artrosi c'è un tipo di terapia. Noi quando cerchiamo di scegliere un percorso di un paziente andiamo a guardare appunto l'alterazione anatomica, però andiamo a guardare anche il paziente. Una cosa è guardare un paziente di 70 anni sportivo, una cosa è guardare un paziente 70 anni allettato col diabete cardiopatico. Cioè si cambia terapia sebbene l'artrosi sia uguale, ma cambia terapia in base anche al tipo di artrosi. A un'artrosi lieve faccio una cosa, a un'artrosi severissima ne faccio un'altra. E quindi che tipi di terapia esistono? Cosa oggi la medicina offre, dottore? La prima cosa che richiede il paziente è ovviamente: io voglio diminuire il dolore, non ce la faccio più a stare col dolore, quindi il primo impatto è di natura farmacologica. Diamo delle sostanze farmacologiche, antinfiammatorie, antidolorifiche, che hanno la funzione di diminuire il dolore e di diminuire il gonfiore. È la terapia conservativa. Ovviamente se tutto ciò che è conservativo non dà luogo a successo, dobbiamo andare a qualcos'altro. Quel qualcos'altro, l'avevamo accennato prima, sono le punture all'interno dell'articolazione di acido ialuronico e o di sostanze prelevate al nostro organismo, PPRP, tessuto grassoso o midollare. Ma quando tutto ciò che non è chirurgico o infiltrativo non dà luogo a successo, dobbiamo pensare a una chirurgia. La chirurgia cambia in base al tipo di danno. Cioè, se siamo in artrosi iniziale e se il paziente dopo una radiografia non riusciamo a valutare che la cartilagine è alterata, facciamo una risonanza e vediamo che all'interno del ginocchio ci sono delle alterazioni come una lesione meniscale, che è uno dei due ammortizzatori che sono presenti all'interno dell'articolazione, o legamentose o piccole lesioni cartilagine, è giusto inserire un'artroscopia all'interno del ginocchio per andare a ripararle. Se vediamo che c'è un'alterazione dell'asse corporeo, abbiamo visto se le ginocchia sono varie-valghe e sappiamo che il paziente ha dolore perché si sta usurando solo quella parte, possiamo raddrizzare, scusate sempre le parole, il ginocchio andando a creare delle fratture nella tibia o nel femore a cuneo e richiudere l'articolazione in modo tale che da questa forma ridiventi così, come dei veri e propri falegnami. Togliamo porzioni d'osse e raddrizziamo le ossa stesse. Quindi l'artroscopia e le cosiddette osteotomie correttive hanno la funzione di prevenire l'artrosi o delle lesioni legamentose o delle lesioni meniscali o un'alterazione dell'asse. So che quelle possono provocare un'accelerazione nell'usura articolare, le faccio guarire. Quando invece abbiamo di fronte un'artrosi severissima, quando invece abbiamo di fronte il fatto che il muro è completamente crollato, dobbiamo ricostruirlo.
e lo ricostruiamo sostituendo l'articolazione naturale con un'articolazione artificiale, la cosiddetta protesi. Ecco, prima di addentrarci in questo argomento che è sicuramente molto ampio, diamo spazio a una telefonata da casa. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea con noi? Buongiorno, Luciano da Genzano del Garda. Buongiorno Luciano, Buongiorno. prego. Posso fare 2 o 3 piccole domande? Prego, al medico? a lei lo spazio. Prego Luciano. Niente, io ho 78 anni, dottore, ho giocato a calcio fino a 60, poi lasciamo stare che ho lavorato moltissimo da giovane, Niente, a 60 anni mi si è gonfiato il ginocchio destro e praticamente c'era dentro l'acqua e ho cominciato a fare le infiltrazioni, no? Ripeto, ho 60 anni e ne ho 78 e il mio medico mi dice ma qua è un disastro e ho cominciato a fare le infiltrazioni, ma io vado ancora a bicicletta, cammino ancora, il mio medico dice e mi dice anche lei dopo che le pastiglie, le creme non fanno niente, tra parentesi, e alla fine c'è solo da fare, diciamo, alla fine il trapianto o c'è qualcosa, altre cure un po' più leggere da fare? Grazie, buongiorno. Grazie Luciano. Prego dottore. Non tutte le articolazioni sono uguali, non tutti i pazienti sono Certo. uguali. Quindi se con una terapia semplice come quella infiltrativa un paziente con artrosi sta meglio, perché subire un intervento chirurgico? È una cosa logica. Se io dovessi fare una lastra a 10 persone della stessa età, oltre gli 80 anni, molto probabilmente 6-7 persone avrebbero un'artrosi magari uguale. Magari solamente uno soffre di patologia artrosica dal punto di vista sintomatologica, gli altri no. Noi andiamo a operare non perché guardiamo semplicemente una lastra, noi andiamo a operare perché guardiamo il paziente nella sua totalità. Se vediamo che un paziente, sebbene abbia l'artrosi, gestisce bene la patologia con delle semplici infiltrazioni, prima di sostituire un'articolazione, ovviamente continuiamo con una terapia molto più semplice. Noi andiamo ad agire chirurgicamente quando quel semplice non ha più senso, quando quel semplice non dà più risultato, quando il paziente non è più soddisfatto, quando con quella semplice terapia il paziente ci dice non ce la faccio più. A quel punto dobbiamo aggredire. Una formica va prima uccisa con una ciabatta prima di utilizzare la bomba atomica, ma abbiamo tutte le armi per ucciderla. Ecco, e allora quando si profila appunto l'opportunità di procedere con una protesi di ginocchio? Lo vediamo prima da questa foto e poi lei ci ha portato anche fisicamente un modellino. Prego, dottore. Sì. La protesi di ginocchio è una articolazione artificiale. La superficie articolare è malata, la superficie articolare è deformata, dobbiamo andarla a sostituire. I cardi di una porta sono arrugginiti e deformati, non serve più oliarli, li dobbiamo sostituire. Una protesi di ginocchio è formata essenzialmente da 3 componenti. Una componente, che è questa, che va a sostituire la parte femorale, quindi rimuoviamo la cartilagine malata e la porzione ossea sottostante alla cartilagine, anch'essa malata, con una superficie metallica e poi andiamo a fare la stessa cosa con la parte tibiale. Andiamo a creare un buco all'interno della tibia dopo aver rimosso la cartilagine e la sostituiamo la parte naturale con la parte artificiale. Tra le due invece dobbiamo creare un neomenisco, cioè un ammortizzatore che permetta lo strofinamento in maniera liscia, senza attrito, tra le due componenti. La parte metallica sono in lega di titanio, la parte invece meniscale artificiale è in polietilene, una plastica a bassissimo attrito. Oggigiorno l'ortopedia va avanti grazie allo sviluppo tecnologico dei materiali, alla tribologia dei materiali. L'ortopedia è una delle poche chirurgie ricostruttive, non demolitive, ma per ricostruire qualcosa dobbiamo utilizzare i mezzi che la tecnologia moderna ci dà. Utilizziamo al momento dei materiali più compatibili possibili con l'osso perché ne mimano l'elasticità e la durezza. Sostituendo un'articolazione, ovviamente andiamo a togliere la parte malata per una parte artificiale,
che consente al paziente l'abolizione completo quasi del dolore e un ripristino della sua motilità. Vediamo due tipologie di protesi con l'utilizzo sempre di queste fotografie che lei ci ha portato. Cosa vediamo qui? Sì, una protesi può essere sostituita completamente, la protesi di cui abbiamo visto prima un esempio pratico. Se invece è usurata solo una parte, cioè solo metà del ginocchio, perché andarlo a sostituire del tutto? Ovviamente in base al paziente, in base alle condizioni presenti nel ginocchio. Andiamo a sostituirne solo una parte. In quel caso si parla di protesi monocompartimentali. Sostituire un'intera articolazione è un intervento un pochettino più massiccio perché andiamo a tagliare più osso. La protesi monocompartimentale è un intervento più sereno per un paziente che lo affronta dal punto di vista clinico generale in maniera più serena e soprattutto con una riabilitazione più veloce. Non tutti i pazienti però possono fare una protesi monocompartimentale, perché quando scegliamo tale tipo di approccio dobbiamo vedere altri parametri come gli assi, la presenza dei legamenti, che sono indispensabili affinché la protesi abbia successo. E qui invece vediamo la protesi totale, no? Quella che ci ha raccontato anche con l'utilizzo del modellino. Sì, abbiamo in questo caso un'artrosi di ginocchio a sinistra, come vedete, è stata sostituita da una protesi. Abbiamo ripristinato l'anatomia del ginocchio utilizzando un elemento artificiale che è appunto la protesi in lega di titanio con un menisco in polietilene. Quanto pesano queste protesi, dottore? Sono pesanti, superano i 600-800 grammi, si arriva anche al chilo a seconda del modello di protesi. Di protesi esistono centinaia di modelli, in Italia circa 300 sono commercializzate, ma hanno tutta una superficie simile, cioè vanno tutte a ricreare in maniera artificiale la superficie naturale che si sostituisce. Quindi tutte le curvature dei condili femorali vengono sostituite, tutta la parte tibiale viene sostituita. Lo scopo della tecnologia moderna è creare elementi che hanno un attrito così basso da far durare di più le protesi, perché essendo metalli, essendo delle macchine, tutto si usura. Più si utilizzano, più si usura. Lo scopo della tribologia, dell'ingegneria tribologica, è quello di sviluppare materiali che nel tempo possono durare di più. Quanto ha una protesi di durata media, dottore? La durata media oggigiorno è di circa 15 anni. Ovviamente sono studi che noi abbiamo fatto, che ingegneri hanno fatto, che ortopedici hanno fatto, su protesi impiantate 15-20 anni fa. 15-20 anni fa non c'erano i materiali di adesso, materiali molto più poveri, molto meno ingegneristici. Quindi probabilmente le protesi di adesso avranno una durata maggiore. Tutti noi pensiamo alle automobili di 20 anni fa, non sono quelle di oggi. Le protesi di 15-20 anni fa non sono le protesi di adesso. Probabilmente le protesi di adesso dureranno molto di più. Ma è un punto interrogativo, perché noi ci dobbiamo basare su quello che abbiamo studiato. Al momento possiamo dire 15 anni. Certo. Senta, è un intervento sicuramente complesso, un intervento insomma che ha una sua complessità. Com'è il post-operatorio di un paziente che appunto ha sostituito la protesi di ginocchio e comunque è inserita? L'ortopedico fa il 50% del lavoro, l'altro 50% è in mano al fisiatra, fisioterapista e al paziente stesso. Quando noi mettiamo una protesi, lo scopo è ricreare un equilibrio meccanico muscolare e un equilibrio tra il cervello del paziente e la nuova articolazione. Per far questo è indispensabile riprendere il prima possibile la flesso-estensione del ginocchio e per far questo già l'indomani utilizziamo una macchina che fa muovere in maniera passiva il ginocchio stesso, comunemente chiamato Kinetec, ma poi affidiamo il paziente alle cure dolci di un fisioterapista che sotto l'ordine di un fisiatra inizia un percorso per il paziente. L'obiettivo è riprendere il prima possibile la flessione, l'estensione e riprendere il prima possibile la funzionalità di ambulatorio. Pensi che una protesi di ginocchio il paziente potrebbe camminare lo stesso giorno dell'intervento eseguito. Il problema ovviamente è il dolore dall'incisione. Si sta sviluppando in Italia come nel mondo il cosiddetto fast track ortopedico, cioè utilizzare una metodica riabilitativa preceduta ovviamente da incisioni
mini-invasive, sia di protesi di anca e ginocchio, in modo tale che il paziente riprenda il più velocemente possibile. Ma una cosa è operare un paziente di 70 anni, ovviamente, una cosa è operare un paziente di 85-90, cioè un paziente più debole è, più da anni ha sofferto di artrosi, più ha una muscolatura e un atteggiamento deambulatorio claudicante che è difficile ripristinare. Cioè, sebbene noi mettiamo un'articolazione artificiale, è più difficile, più lunga la riabilitazione, perché dobbiamo non solo andare ad agire sui muscoli che da tempo non venivano mobilizzati, ma tutto quel percorso propriocettivo tra il cervello e l'articolazione che si era abituata a non muoversi bene. Quindi a seconda del paziente che operiamo si possono avere risultati in pochissimo tempo come un pochettino più di tempo. Lo scopo del fisiatra e del fisioterapista è scegliere una riabilitazione paziente specifico. Quindi insomma la durata del percorso di recupero, del periodo di recupero è molto soggettiva in base al paziente, mi sembra di capire. Assolutamente, noi diciamo sempre al paziente 1-2 mesi circa prima di recuperare appieno la propria funzionalità. Ci sono persone che dopo 2 settimane realmente corrono, altre invece ne hanno bisogno di più. Ecco, siamo quasi in chiusura. Io vorrei chiudere con insomma, qualche consiglio per prevenire tutto quello che abbiamo spiegato oggi, quindi come tenere in salute le nostre ginocchia, ma insomma più in generale le nostre articolazioni, che abbiamo capito avere un ruolo fondamentale. La prima cosa è mantenere un peso nella normalità. Abbiamo capito che più un paziente pesa, più l'articolazione soffre. Secondo, è essenziale una ottima rieducazione funzionale della muscolatura, quindi una ginnastica dolce, una ginnastica corretta, una ginnastica duratura rafforza i muscoli, rafforza gli scudi che proteggono le articolazioni e quindi fanno lavorare meglio l'articolazione in maniera più protetta. E poi le solite cose, un mangiare sano e utilizzare cibi che nutrono l'organismo e non lo alterano, hanno una funzione protettiva. Se ci sono dei difetti congeniti di asse o difetti metabolici, ovviamente è compito del medico individuarne per cercare di bloccare alla nascita, alla radice, la problematica. Quindi per riassumere, il controllo del peso, un'attività fisica moderata, insomma un'alimentazione che possa essere variegata e corretta. Grazie, ringrazio davvero di cuore il dottor Alessandro Geraci, direttore dell'unità operativa complessa di ortopedia e traumatologia all'ospedale di Montebelluna e Castelfranco. Grazie dottore, è stato chiarissimo. Ringrazio anche Alessandro Granziera e Francesco Ceron in regia, vi lascio come sempre al film e vi auguro un buon proseguimento di giornata in nostra compagnia. Arrivederci.